La Pro Favara domani affronta la Nissa nella partita di ritorno della Coppa Italia, forte del 3-1 conquistato sul campo neutro di Porto Empedocle, in quanto ancora lo stadio di Favara non è disponibile per i lavori di restyling. Ha affrontato una settimana definendo i carichi di lavoro e preparando la partita a meglio. Certo, il risultato di 3-1 fa ben sperare, ma non tutto deve essere dato per scontato. La Nissa infatti è una delle squadre più forti del campionato d'eccellenza. La società di Caltanissetta non ha nascosto le proprie velleità di vittoria, di conquista del campionato e di passaggio del turno, e per questo sicuramente farà di tutto per recuperare il gap di domenica scorsa. Mister Catalano, il suo entourage tecnico ma anche la società sono pronti per affrontare non solo questa partita di ritorno ma tutto il campionato di eccellenza nel migliore dei modi. Sentiamolo. Diciamo che la prima parte della partita è finita perché si gioca in 180 minuti. Abbiamo fatto bene, l'abbiamo vinta, però non dobbiamo cullarci perché sappiamo che domani sarà una partita diversa, cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà e magari ribaltare il risultato, e noi questa settimana abbiamo lavorato proprio per questo, perché abbiamo bisogno anche domani di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Un risultato positivo ben sperato, perché il campionato è già pronto, sono usciti i calendari e quindi ci aspetta veramente una gran corsa. Assolutamente, però prima di pensare al campionato pensiamo a questa partita di domani, che è già importante. Superare il turno ti dà entusiasmo, ti fa stare bene, si lavora bene durante la settimana, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Poi da martedì penseremo alla prossima partita. Che settimana è stata? I carichi di lavoro sono già definiti? La preparazione atletica è già terminata o ancora bisogna lavorare? No, abbiamo fatto una settimana tipo, ormai abbiamo quasi finito, diciamo, i carichi di lavoro, tutto quello che si poteva portare dalla preparazione, quindi abbiamo fatto una settimana normale lavorando per la preparazione alla partita, naturalmente toccando un po' tutte le cose che ci possono servire. I ragazzi stanno abbastanza bene, sono pronti, sono consapevoli che domani sarà una partita difficile, però credo che siamo in grado e abbiamo quell'esperienza giusta per giocare queste partite. Commentando la partita con la Nissa del primo turno, ho detto che la Pro Favara parte da un'ossatura già ben definita e con innesti veramente importanti. Credo che abbia fatto un ottimo organico. Sì, è vero, noi abbiamo fatto delle scelte ponderate, abbiamo confermato i giocatori che ritenevo e che la società ha ritenuto giusto per poi aggregare dei giocatori di qualità, giocatori di esperienza, e credo che questa rosa rispetto all'anno scorso abbia fatto un salto di qualità. Quindi un campionato al vertice, come più volte detto dalla società? Sì, la squadra è stata costruita per questo, quindi non credo che ci possiamo nascondere, però sappiamo che il campionato presenta tante insidie, quindi bisogna essere bravi, bisogna essere pronti, soprattutto bisogna essere bravi nei momenti difficili, perché durante una stagione ci possono essere sempre, però siamo anche consapevoli di avere da parte nostra quell'esperienza e quella forza che ci porterà sicuramente per lottare per un posto importante. All'inizio ci sarà un piccolo handicap, ovvero non avere lo stadio. Sì, questo è anche vero, e questo sicuramente è una pecca sia per noi sia per la società e anche per i tifosi che ci seguono sempre in massa, però da parte nostra dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo essere pronti anche a questo, e quindi i ragazzi sono consapevoli che giocare dentro e giocare fuori per noi non deve cambiare assolutamente nulla.